Sì, è una giornata veramente bella. Ringraziamo veramente tutti quelli che si sono dati da fare per arrivare a questo punto. Non dimentichiamo che sono 18 anni però che la popolazione, i residenti del posto hanno vissuto con la paura. Insomma, per 3 anni, dal 2002 al 2005, qui c'era polvere e nuvole arancioni che fluttuavano nell'aria. Insomma. Fuori dalla CNC festeggiano i comitati SOS CNC, Lasciateci Respirare, Monselice e la Vespa Battaglia Terme, che per tutti questi anni si sono battuti per denunciare quanto accadeva a Pernumia e nelle zone adiacenti alla fabbrica dei veleni. Ora inizia un nuovo capitolo, quello dello smaltimento e della bonifica. Aspettiamo e monitoreremo molto attentamente che vengano fatte tutte quante le analisi di rito e confidiamo che le situazioni siano migliori di quello che si presuppone, insomma, in maniera tale da poter bonificare completamente l'area e riqualificarla. Rimane la rabbia perché chi ha inquinato alla fine non ha pagato. Alla fine non ha pagato nessuno, non ha pagato chi ha fatto il danno, non è stato ritenuto responsabile neanche il proprietario dell'area, il processo è andato in prescrizione e dopo questo sforzo veramente del territorio ritornerà ad essere di proprietà privata. Ecco, noi speriamo che ci siano le possibilità per una procedura di esproprio, in maniera tale che si possa perlomeno recuperare un po' dei soldi delle comunità.